va portata verso soprattutto il personale di servizio, va motivato, va ricreato, nel senso riformato, per quelle che sono le maturate esigenze della clientela. Se la clientela qualche anno fa poteva essere una clientela che, tra virgolette, si adattava a quello che trovava, adesso la clientela è diventata esigente, per cui c'è il bisogno di andare verso le esigenze del cliente, essere propositivi, per cui il servizio soprattutto deve essere fatto verso il cliente, non più un servizio passivo ma un servizio attivo e propositivo. Da che base si parte? Penso molto buona comunque. La base è comunque molto buona, già la clientela comunque ci aiuta, perché comunque è la clientela che ci dà gli input per poter migliorare. Ecco, il cliente in questo caso l'ha conquistato con Il cliente adesso è un cliente molto più informato rispetto a anni fa. La carta stampata, il vostro lavoro aiuta molto il nostro, perché comunque il cliente deve essere informato, deve essere preparato, noi dobbiamo essere pronti a rispondere alle esigenze del cliente e a dargli quel qualcosa in più che è nostro, la nostra formazione, quello che conosciamo dei piatti, soprattutto della formazione sui vini, perché comunque il cliente ha bisogno di informazioni sempre più. Grazie.